Riconfermato sindaco di Ravanusa con il 47,3% delle preferenze, Carmelo D'Ancelo auspica che ci sia ampia collaborazione tra maggioranza e opposizione. La lista che lo ha sostenuto si chiama Andiamo Avanti. È di buon auspicio già nel nome scelto, che aiuta adesso ad andare avanti appunto attraverso un lavoro in sinergia nell'interesse dei cittadini ravanusani, i quali hanno assegnato a Carmelo D'Ancelo più voti rispetto alla tornata elettorale del 2013. Questo Consiglio Comunale rappresenta l'intera cittadinanza, rappresenta tutta Ravanusa e tutti i consiglieri, i 16 consiglieri assieme all'amministrazione lavoreranno sicuramente per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Saranno collaborati come sempre dai nostri impiegati, quindi dalla classe burocratica, con a capo il nostro segretario generale, che ringrazio per la collaborazione e l'impegno, e sono certo che da questo Consiglio Comunale e da questa amministrazione, che oggi assume un ruolo guida, questo Paese si aspetta tanto. Sono felice anche che c'è tanta volontà e tanta voglia di mettersi subito al lavoro. Questo lo tocco con mano parlando con i consiglieri, ripeto, con tutti i 16 consiglieri, e credo che ci aspettano 5 anni, come ho detto anche nel comizio di ringraziamento, ci aspettano 5 anni di impegno e di lavoro per la nostra città. Però sono certo, conoscendo anche la sua maturità politica, che, come dicevo poc'anzi, superata la campagna elettorale, tutti assieme ci impegneremo per questo territorio, affinché questo territorio diventi punto di riferimento anche per gli altri paesi, affinché questo territorio diventi paese guida che riesca a trainare anche la crescita degli altri paesi, affinché questo territorio e questo paese possano vivere condizioni di vivibilità migliori e possano garantire alle future generazioni una vivibilità migliore rispetto a quella che anche oggi abbiamo trovato. In Consiglio Comunale entrano per la minoranza Luigi Lamarca, Pompeo Savarino, Lina Iacona e Rocco Carlisi. Fanno parte della maggioranza invece Gaetano Carmina, Maria Teresa Rita Rago, Tonino Nobile, Vito Ciotta, Lisa Laimo, Maria Stella Montana, Antonino Campino, Maria Belle Sciantrone, Giuliana Miceli, Daniele Giordano e Gianfilippo Lompardo.